Verranno celebrati martedì nel Duomo di Firenze i funerali del regista italiano famoso in tutto il mondo Franco Zeffirelli, scomparso a 96 anni nella sua casa a Roma lo scorso sabato. Nel giorno delle esequie, come annunciato dal sindaco Dario Nardella, nel capoluogo toscano sarà proclamato lutto cittadino. Il regista riposerà nella cappella di famiglia del cimitero fiorentino delle Porte Sante a San Miniato al Monte. Franco Zeffirelli è morto sabato scorso nella sua casa a Roma sull'Appia Antica, assistito dai figli adottivi Pippo e Luciano, da un medico e dal parroco della chiesa di Sant'Arcisio che ha benedetto la salma. Circa una settimana fa, secondo quanto si apprende dalla famiglia, aveva ricevuto l'estrema unzione. Si è spento serenamente, riferiscono i familiari, dopo una lunga malattia peggiorata negli ultimi mesi. Tra i suoi capolavori le trasposizioni cinematografiche di Romeo e Giulietta, Amleto, Otello e la miniserie TV dedicata a Gesù di Nazareth. Nella giornata di domenica 16 giugno l'India ha imposto nuovi dazi su 28 prodotti importati dagli USA, tra cui mandorle e mele. Le tariffe possono arrivare anche al 70%. La BBC riporta che tali misure sono una risposta al rifiuto di Washington di esentare l'India da tariffe più alte sulle importazioni di acciaio e alluminio. Le relazioni commerciali tra i due paesi erano già mutate all'inizio di questo mese, quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato che gli USA si ritireranno dal trattato commerciale preferenziale con l'India. Durante la sua visita a Washington, Matteo Salvini lancia un messaggio all'amministrazione Trump riguardo ai rapporti dell'Italia con Bruxelles. Per ragionare dei problemi che sta vivendo l'Unione Europea e delle idee di soluzione che l'Italia ha, visto che faccio parte di un governo che non si accontenta più delle briciole a Bruxelles, questo lo ribadirò. Abbiamo un'idea di Europa diversa rispetto all'asse Berlino, Parigi, Bruxelles che ha portato a un livello di disoccupazione e di precarietà che non abbiamo mai avuto, con un livello di immigrazione fuori controllo che non abbiamo mai avuto. Boom di vendite per quanto riguarda la frutta. Nei primi 15 giorni di giugno si è registrato un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del mese precedente. Secondo la Coldiretti, la frutta aiuta a catturare i raggi del sole ed è anche in grado di difendere l'organismo dalle elevate temperature e dalle scottature. La dieta adeguata per una bronzatura sana e naturale si fonda sul consumo di cibi ricchi di vitamina A, che favoriscono la produzione nell'epidermide del pigmento melanina, che protegge dalle scottature e dona il classico colore scuro alla pelle. Sul podio del cibo che abbronza, secondo la speciale classifica stilata dalla Coldiretti, salgono carote, radicchi e albicocche, ma sono d'aiuto anche insalate, cicorie, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole o ciliegie.